Tensione alle stelle quando una piccola parte degli agricoltori radunati allo stadio Euganeo ha deciso di incamminarsi a piedi verso le tangenziali per raggiungere il convegno organizzato da Confagricoltura a Limena, una decisione che ha messo in difficoltà il piccolo presidio di polizia a ridosso della manifestazione. Così che possiamo andare. Dopo una trattativa di un'ora la situazione si è calmata solo con la promessa che di lì a poco sarebbe arrivato allo stadio il presidente di Confagricoltura, cosa che è accaduta effettivamente poco dopo. Nel frattempo però buona parte dei trattori ha acceso i motori con l'obiettivo di raggiungere le tangenziali e girare intorno alla città. La manifestazione infatti era stata indetta inizialmente a Prato della Valle e molti sono rimasti delusi per essere stati invece costretti a dirottare alla periferia della città. È stato però l'unico neo in una manifestazione che si è svolta pacificamente con il sostegno della città che, nonostante il caos provocato dal passaggio di 1000 trattori con code di decine di chilometri tra le tangenziali e strada Battaglia fino a Monselice, ha dimostrato il suo sostegno applaudendo i trattori al loro passaggio lungo tutto il percorso.